Grazie. Grazie, da una donna bellissima al Sì, e se ho capito bene, perché io poi sono arrivato un po' in ritardo, invece so che tu stavi qui a prendere notizie, facciamo un tuffo anche del bel canto. Assolutamente sì, pensa Antonio, soprano lirico che questa sera ci fa ascoltare, poi aggiungere a lei tanti particolari, la tarantella di Rossini. 20 anni di successi e gratificazioni di pubblico e di critica. A breve un suo nuovo lavoro, una cover di un brano della cultura uzbeka, l'Asia centrale, quindi un qualcosa di estremamente importante, un progetto ambizioso, e da poco ha ritirato il premio istituzionale Sinuesse Rivera Domizia, istituzionale perché vi erano tutti i sindaci, i primi cittadini che hanno proprio conferito alla nostra artista il premio proprio alla professionalità, alla carriera. Di chi stiamo parlando? Sono curioso proprio di conoscerla, presentamela. Te la presento subito, trattasi di Teresa Sparaco. Buonasera, Buonasera. Teresa. Io sono Buonasera, eccola qui proprio. Buonasera a tutti. Però. Antonio carissimo. Ciao. È sempre bello ritornare qui. E sono tanti bambini. E quindi, anche se siamo tanti, ho deciso di farne io ancora di più, giusto perché comunque si accontentino. È vero. E quindi è bellissima questa cosa, questa manifestazione che si sta E poi, quante testimonianze? avviando quasi, penso, al termine, Sì. cioè comunque voglio dire, e testimonianze ce ne sono tantissime. Ma una testimonianza che giunge da un'artista brava come te, è una testimonianza che assume inevitabilmente un valore doppio, no? Sì. Perché la musica